Oggi abbiamo approvato finalmente il giudizio di meritevolezza per la fusione dei due comuni Caldiero-Belfiore. C'è stata qualche polemica perché i sindaci di questi due comuni ci avrebbero accusati di avere tirato a lunga la procedura. Noi non abbiamo assolutamente perso del tempo, ma abbiamo ascoltato i comitati che non erano d'accordo con le proposte dei due comuni. Io dico che è sempre utile ascoltare i comitati che sono la naturale espressione del popolo e dei cittadini. Oggi abbiamo dato questo giudizio di meritevoliezza e quindi poi sarà il referendum a confermare o meno la bontà di questa proposta. Abbiamo espresso un voto favorevole di meritevolezza al fatto che i cittadini di due comuni veronesi possano esprimersi con un referendum per la fusione dei loro comuni. Ci sono diversi comuni in Veneto che stanno valutando questa prospettiva, è una prospettiva che dobbiamo facilitare. Ecco, quindi la Commissione ha fatto il proprio dovere e ha dato il via libera, adesso la parola passa agli elettori quanto prima e poi vedremo cosa sarà l'esito finale.